tutti quelli che sono una Paralimpiade, se sai che sono là è perché per arrivarci sono quasi morti. Quindi sai che o hanno rischiato di morire o per malattie, incidenti alla nascita e un sacco di persone che nascono comunque hanno tanti problemi o magari i genitori all'inizio non l'hanno accettati perché alla fine anche proprio quello che si crea intorno alla cultura della disabilità che c'è anche all'interno di un paese. E noi siamo fortunatissimi a stare in Italia perché comunque la disabilità in Italia è vista in maniera completamente diversa che nel resto del mondo. Io mi sono resa conto che 13 anni fa, quando io ho avuto la malattia, quando andavo in giro per strada, se andavo io all'inizio ero in carrozzina senza le braccia, con le ferite del viso aperte, quindi anche già più strano, parecchio più strano. I bambini mi guardavano e dicevano, mamma, magari ero per strada, dall'altro lato della strada, mamma, ma che cos'ha quella? E la mamma la maggior parte delle volte diceva, non diceva, oh guarda c'ha una disabilità, o ha avuto, si vede, un incidente, qualcosa, ed è rimasta in carrozzina, ma comunque con la carrozzina può fare tutto, con le prove... No, la maggior parte delle volte era gira di non guardare. 13 anni fa io me la vivevo così, adesso è il contrario, anzi devo nascondermi per strada. Quindi vedi come i bambini non vedono l'ora di farti domande. Durante un allenamento io sono andata al bar e una mamma fa a un bambino, piccolo, fa guarda, lei è quella disabile che gioca a scherma. E guarda che brava, così. E lui, mamma, si chiama scherma paralimpica, lei è un atleta. Ma avrà avuto, ti giuro, 6 anni e io ero detto, ecco, questo è quello che stiamo cercando di fare. Per me quell'immagine lì è proprio la riuscita di tutti questi anni di lavoro che stiamo impegnando a fare per insegnare lo sport paralimpico.